Buon pomeriggio a tutti. Appunto Luca Ziero sono già stato introdotto dal dottor Canciani, che ringrazio per l'invito e per la possibilità che mi dà di portare il mio contributo a questa riunione. Il tema appunto è quello della scelta della esternalizzazione o dell'internalizzazione dell'attività di remarketing e ho provato a mettere insieme alcuni spunti che spero saranno poi utili per la tavola rotonda successiva. Partirei con alcuni dati. Questi sono dati Asilea 2012-2013, quindi che cos'è l'attività di remarketing nel mondo leasing italiano. Parliamo sugli immobili di circa 250-300 immobili, forse 2014 saranno un po' di più, 300 immobili all'anno. Vedete che il targato sono da 5.000, 6.000, 7.000 autovetture o targati pesanti insomma all'anno. Sullo strumentale parliamo di 3.500, 4.000 pezzi all'anno. In termini di percentuale di recupero sull'esposizione è molto variabile. Chiaramente sull'immobiliare parliamo di dati migliori, 73%, 66%. Targato e strumentale scontano il naturale deprezzo dei beni, quindi chiaramente hanno recuperi molto più bassi. I tempi di recupero, quindi dalla risoluzione contrattuale alla data di vendita, comprensivo quindi della prima fase di workout e della fase poi successiva di vendita, vanno da circa 3 anni per gli immobili, 1 anno per il targato e lo strumentale 1 anno e mezzo. Prima di parlare dell'esternalizzazione, 2 parole sugli obiettivi generali di un'attività del remarketing in una società di leasing. Ho provato un po' a schematizzarli. Un primo driver certamente è minimizzare il tempo di vendita. Questo è necessario, fondamentale, se teniamo presente i costi di gestione, di stock di beni invenduti e il naturale deprezzo dei beni. Un secondo driver è certamente la massimizzazione delle performance di vendita. Questo è un tema che rimanda più al canale commerciale che si utilizza per vendere, e quindi ci sono canali ovviamente di tipo molto diverso. Recentemente, negli ultimi anni, abbiamo assistito, direi, a un'evoluzione legata al mondo delle aste online. Ci sono esperienze secondo me oramai consolidate, la possibilità di vendere su mercati internazionali attraverso piattaforme di aste online. Mi pare che sia una modalità oramai metabolizzata anche dal mercato italiano. C'è un terzo tema che è la trasparenza del processo di vendita, quindi come si forma il prezzo di vendita è molto importante, almeno certamente in Unicredit è un tema che riguarda la compliance, quindi l'essere conformi a quel corpo di regole che la banca o la società di leasing si danno per regolamentare l'attività di vendita. E poi alla fine c'è un tema reputazionale. Laddove si decide di esternalizzare, la scelta del partner comporta ovviamente una valutazione, una riflessione sulla reputation. Andando avanti, alcune riflessioni invece sul percorso che può portare alla decisione di esternalizzare. Allora, in generale sappiamo tutti che l'esternalizzazione dovrebbe riguardare le attività classificate come non core, quindi tutto ciò che l'azienda sa fare bene, dove ha competenze distintive, continua a farlo e si specializza. Ciò che è non core viene esternalizzato. Questo in linea un po' di principio. Perché si fa questo? Ovviamente per avere dei risparmi in ultima analisi di costo e maggiore flessibilità operativa. Seconda riflessione: l'attività di remarketing nelle società di leasing è un'attività core o non core? Dopo tanti anni di crisi, considerando gli stock che molte società di leasing si trovano a gestire di beni recuperati da inadempienza, probabilmente è diventata un'attività core. Ciò detto, la mia esperienza personale è che l'outsourcing è non solo un'ottima strada, ma in alcuni casi è decisivo per ottenere delle performance di vendita e di riduzione degli stock in linea con gli obiettivi aziendali. Quindi c'è un percorso per arrivare alla decisione di esternalizzare. Questo percorso secondo me deve essere estremamente strutturato e molto disciplinato. Bisogna segmentare il portafoglio di beni, quindi dividerlo con i criteri che ciascuna società ritiene più opportuni,
e poi per ognuno di quei segmenti ovviamente andare a fare una valutazione rispetto alla migliore possibilità di implementazione. Di volta in volta sarà farlo internamente, dipenderà ovviamente da quante risorse ha l'azienda a disposizione, oppure farlo attraverso una esternalizzazione. È anche importante, a mio avviso, questa è almeno la mia esperienza personale, valutare in questo processo di decisione per l'esternalizzazione naturalmente se esistono possibilità di integrare, diciamo così, con un unico partner più attività, quindi non solo l'attività di remarketing, ma per esempio anche la gestione degli immobili, tipicamente per il real estate, o forse anche la repossession, per esempio attività di recupero dei beni. Ci sono partner, diciamo, che possono offrire sia l'attività di recupero dei beni che anche l'attività di remarketing dei beni stessi, i targati per esempio. Un terzo punto riguarda la capacità dell'azienda di presentarsi nei confronti dei partner o dei fornitori con un workflow, quindi un processo che sia molto chiaro, ma questo deve essere fatto dall'azienda di leasing, cioè bisogna avere le idee chiare su che cosa si vuole fare. Può essere una banalità, però la mia esperienza è che poi quando ti poni con un fornitore, quello che fa la differenza è se la società di leasing si è preparata prima di andare a cercare sul mercato un partner. L'ultimo punto è che comunque anche l'esternalizzazione necessita di risorse FTE, quindi personale, più in generale risorse economiche da parte della società di leasing, quindi non è che il problema lo sposto dalla mia scrivania e non c'è più. Attraverso l'esternalizzazione conseguo risultati migliori, certamente devo però preoccuparmi di fare di mantenere questa parte di processo che sta fuori dall'azienda perfettamente integrato con tutto il resto del processo aziendale. Vado avanti, un esempio di segmentazione, sono due matrici, la prima a sinistra riguarda classica, quella della credit strategy, e quella a destra invece una strategia sui beni. Allora, sulla prima a sinistra andiamo sul box in basso a destra, è qualità del bene buona, qualità del cliente cattiva, quindi in quell'incrocio tipicamente si procede come strategia del credito alla repossession, al remarketing. In questo caso possiamo per esempio segmentare i beni e dire che per macchinari standard con un valore dell'asset elevato e una complessità gestionale bassa, personalmente io penso che sia opportuno esternalizzare per esempio. Nel caso degli immobili, anche immobili grandi, complessità gestionale alta, direi che non sempre l'esternalizzazione è la strada migliore. Se l'azienda ha buone competenze sul real estate e sul leasing internamente come dovrebbe essere, è possibile che ci debba essere un bilanciamento, cioè per alcuni immobili, magari big ticket, magari quelli con elevata complessità gestionale, magari in collaborazione con la banca, con la nostra capogruppo, si può provvedere a fare delle vendite attraverso, diciamo, la propria rete diretta. In altri casi invece è meglio affidarsi a delle reti esterne di operatori specializzati nelle vendite. Vado avanti e presento proprio in due parole le scelte che ha fatto Unicredit Leasing in maniera sul targato. Abbiamo deciso ormai da tempo di esternalizzare completamente tutte le attività, quindi tutti i nostri targati che recuperiamo vanno in asta online, ne facciamo 2 al mese. C'è un diritto di prelazione per i depositari 24 ore, ma anche questo diritto di prelazione viene esercitato attraverso un'asta chiusa, quindi la scelta è stata di andare su una piattaforma tecnologica, aste online, vendiamo il 60% all'estero e sta andando molto bene. Strumentale, anche qui abbiamo deciso di fare tutto attraverso una piattaforma di aste, anche questa internazionale. Anche qui vendiamo soprattutto all'estero, il diritto di prelazione per i depositari rimane, qua è più lungo, sono 60 giorni. Per quello che riguarda il nautico abbiamo fatto una scelta completamente diversa, abbiamo deciso di riportarci a casa tutte le attività. Avevamo esternalizzato fino a 2 anni fa, ci siamo resi conto che non funzionava, abbiamo riportato in casa tutte le attività, abbiamo staffato un team, abbiamo assunto del personale, periti nautici, gente che ci capisce di barche,
e abbiamo fatto un nostro sito che è di fatto lo strumento con il quale commercializziamo le imbarcazioni. Anche qui per il momento, diciamo, sta andando bene, siamo soddisfatti. Sull'immobiliare, come dicevo prima, abbiamo, diciamo, entrambi i sistemi. Di fatto per gli immobili medio-piccoli utilizziamo delle reti esterne, mentre invece sugli immobili quelli grossi e anche quelli belli, insomma, perché ogni tanto nel portafoglio non ci sono soltanto i capannoni o gli opifici, ma ci sono anche gli immobili buoni. Su questi immobili, in particolare, diciamo, con un processo di collaborazione, come dicevo prima, con la capogruppo, vendiamo direttamente con dei processi di asta, però gestiti internamente, e abbiamo fatto anche una prima esperienza di una vendita addirittura di pacchetti di immobili, ne abbiamo venduti 38 insieme quest'anno. Vediamo se riusciremo a fare una seconda operazione. In conclusione, diciamo, appunto, riepilogando le riflessioni che ho portato, diciamo che abbiamo, il primo punto è che il remarketing, a mio avviso, è diventato col passare degli anni un'attività core aziendale e probabilmente ci accompagnerà, ahimè, per ancora un certo numero di anni. In questo contesto l'outsourcing può essere certamente una soluzione assolutamente efficiente per risolvere i problemi delle società di leasing. Occorre, a mio avviso, diciamo, essere molto strutturati in questo approccio. Per ogni cluster di beni, quindi per ogni gruppo di beni, si può complessificare, diciamo, l'analisi finché si vuole, decidere, quindi conta molto la tipologia del bene, quindi bisogna essere molto attaccati alla natura del bene, decidere qual è la strategia migliore, senza aver timore, diciamo, di ritornare sui propri passi, perché come abbiamo visto prima nella teoria darwiniana ci possono essere anche errori, quindi come noi siamo ritornati indietro sul nautico, non è detto che tra 12 mesi o 18 mesi le scelte che vi ho fatto vedere saranno le stesse di oggi. Chiaramente, come ho detto, ci vuole un percorso strutturato, bisogna avere le idee estremamente chiare ed essere poi molto disciplinati nel rapporto con i partner. Mi fermo qui perché il tempo è anche scaduto e passo la parola. La ringrazio.